Beh, abbiamo riattivato con la ultima legge di bilancio il cosiddetto Fondo Letta, fondo che era stato istituito nel 2007 e che vedeva protagonisti i comuni confinanti con la regione Friuli. Abbiamo riattivato quel fondo con un primissimo stanziamento di 19 milioni di euro spalmati in 3 anni, 2018, 19 e 20. Intendiamo investire queste risorse in questi comuni per progetti strategici che riducano le distanze con le regioni a statuto speciale, in questo caso il Friuli, ma soprattutto che mettano in moto uno sviluppo del territorio e che fermino l'abbandono dei nostri piccoli comuni, che sono un patrimonio straordinario delle nostre comunità. È un primo segnale di attenzione rispetto a questi comuni, è un segnale importante che credo che sarà sicuramente ripetuto anche nei prossimi anni. Le caratteristiche le abbiamo segnate, intanto sono caratteristiche intrinseche del comune stesso, e quindi la situazione di disagio sociale, economico, morfologico da una parte, la condizione di essere comuni confinanti con il Friuli Venezia Giulia e soprattutto avere in testa un'idea progettuale di sviluppo di area vasta, integrato, mettendo insieme magari anche più di un comune, quindi non limitato al comune singolo, mettere in moto cioè dei progetti di sviluppo di area vasta che vengano incontro alle esigenze dei cittadini nel campo dei servizi. Insomma, queste sono le linee guida, dopodiché lavoreremo nei prossimi mesi per strutturare al meglio l'erogazione di questi contributi. Allora, le criticità sono quelle note da tempo, cioè il fatto di confinare con una regione a statuto speciale dove ci sono più risorse, quindi la possibilità di dare risposte ai cittadini in maniera diversa. Finalmente dopo tanti anni questo fondo è stato rifinanziato e questo è sicuramente un punto positivo. Adesso chiaramente dobbiamo cogliere l'occasione di utilizzare al meglio queste risorse per ridurre il divario esistente che c'è tra noi e la regione Friuli Venezia Giulia. Ma l'incontro di oggi era proprio questo, era chiarire quali sono le direttrici su cui noi poi potremo utilizzare questi fondi. Credo che sia stata fatta un po' di chiarezza e quindi confidiamo veramente che nel breve si possa iniziare a rispondere ai nostri cittadini in base alle loro richieste.